e se ti fa questi disastri per il sala, ma ti pensa se mi mettiamo in cucina che non ti sai neanche cucinare un uovo, ti sai neanche No, stai zitto, che figurati, si cucina con gli occhi la roba, Nicola. Ah sì? Si cucina con gli occhi. Chi ne sa cucinare? Sa cucinare cosa? Cosa sa cucinare? Gli altri spaghetti non ti sa cucinare in cucina. Non so il baccalà. Il baccalà ti sa cucinare? Il baccalà. Diciamo come si cucina il baccalà. Spieghi signori, tutti lo sappiamo per il baccalà, no? Chi è che non sa cucinare il baccalà, signore? Allora se c'ha per baccalà, no? Sì. Allora, poi abbiamo dei signori di Vicenza, guarda che abbiamo dei signori di Vicenza. Signori di Vicenza, il baccalà si fa così. Allora, vediamo cosa. Che lo metti in acqua corrente. In acqua corrente? In acqua corrente, 2 o 3 giorni dentro l'acqua su bel baccalà. Dov'è il baccalà? E te cambia carattere. Poi cambia l'acqua perché così va via quell'odorato, no? Quel gusto strano. Passati questi 3 giorni. Passati 3 giorni. Te tira fuori il baccalà. E dopo? Te lo coppa. Cioè non capivo. Ho dovuto sentirlo lì. E se ne sa morto il baccalà, caro. E se ne sa morto? Ma le robe dell'altro mondo. Ma mi voglio sapere come ti fai. Voglio vedere come si comporta. Cameriere! Voglio essere qui un commensale per vedere come ti comporta. Cameriere! Prego, signore, buongiorno. Una mosca nel piatto. Gliela porto subito, signore. Ma scusa, mi prepara una maniera di dire che per persone che della più finale, no? Sei bonito! Cosa ci fa la mosca qui nella minestra, voglio sapere? Esiste anche, si direbbe che moca, è anche bene. 3 stelle addirittura. Mi sembra proprio bene, complimenti. Ma fammi un piacere. Se uno vuole ordinare la minestra. Adesso facciamo che arrivo il cappio. Vediamo. Buongiorno signore. Buongiorno. Come hai trovato la bistecca? Per caso lo devi una patata. Così buona! Non sta toccando sul vivo, Dai, il menù del PHR, dai! Dai il menù del PHR, dai! Allora signore, abbiamo oggi per cominciare 1000 foglie di baccalà, dilusato alla grassa d'acito balsamico, radicchio 3 foglie di chorizo, una croccantezza di montaggio stravecchio, piccole fette di scoppatissimo, di cazzo, sticcante profumi di mare del nord, risotto con... Ma cambiate le piatole! Non risultano chiedi in cucina se vuole. Guarda che ti dice, guarda che ti sei. Non sta proprio Ti sei la vergogna stavolta ti ho brincato. 1, 2, 3, adesso voglio vedere cosa. Facciamo un esercizio, tra poco arriverà il primo. Voglio vedere cosa. Beh, tu devi sapere. Ecco le date mostra il microfono. Dai, che vedo, Tu devi sapere, a seconda della fisionomica, sì, cosa mangia. Questa signora. Guarda, questo incambio di signore. Cosa mangia? Ma scherziamo. Dai. Un professionista come me, gli porto subito un risotto di zucca, santa alla bellunese, porcini stufati, profumi di rosmarino, bagnato da un ottimo chardonnay bosco del merlo. Devo farmi a morire qua! Cosa gli daresti alla signora? Ma che importa la marmita da versi su Fegaica uguale lei a posto? Mamma mia! Un infiascato andante, signora, lì a sua morte? Scusi signora, ha fatto scuola di troglodismo. Guarda, questo è il tratto di guarda, questo è il giorino quando devo dal cielo. Dove è andato l'altro? Enrico Managa il marito, si deve guarda, secondo te? Dai, troppo facile. Voi sapete, guardate gli occhi, il sorriso di questa meravigliosa signora e voi capite cosa mangia veramente di gusto. Come fai a non portare un consumé di porcini bagnato da un ottimo Terollego annata 2006? Scusa, uno così, fai conferenza ogni tanto. ma conte che porta un bel coso di stracuide magro con partita nelle contenta per la Pasqua La mio perdone, e roba davanti. Mi scusi lei che si lamenta, dov'è? Chiamiamolo. Lei che si lamentava prima perché diceva che lui ha portato il vino. Digli cosa hai dentro del vino, dai. Sì. Santo di Capo. A Sanitato? Ecco, e fate il figaleo con il tassamento. Vai. Scusami un attimo Gustavo, quella che sembra una porta, alla vetrata? Ah no, si passa di là. Si passa di là, sì. Ha detto che sa da capo questo signore. Posso pugnare un attimo? È lui forte lì che sa da capo. Allora, io dopo anni che lavoro che faccio il sommelier, ho vinto